Questa è la storia di quando Verona era padrona del Veneto. Cangrande della Scala diventa signore di Verona nel 1308 e inizia col consolidare il potere della sua famiglia in città. Il Veneto in quegli anni si trova conteso tra il potere di Verona e quello di Padova. Venezia invece è più interessata ai suoi domini e ai traffici commerciali nel Mediterraneo orientale, mentre i Visconti di Milano sono in ascesa a ovest. Cangrande nel 1311 riesce a diventare vicario imperiale di Vicenza dopo una guerra contro Padova, che nel 1328 riesce a sconfiggere ed annettere. Fedele all'impero, guida la fazione ghibellina e l'anno dopo, con la mediazione dell'imperatore Ludovico il Bavaro, conquista Treviso e poco dopo Belluno e Feltre, garantendo a Verona il controllo delle Alpi venete, ma a luglio muore molto probabilmente avvelenato. Gli succede suo nipote Massino II, che con il fratello Alberto conquista Brescia nel 1332 e nel 1335 Parma e Lucca. Questo espansionismo veronese è sempre meno tollerato dalle signorie vicine, e per Venezia la goccia che fa traboccare il vaso è il collocamento ad Ostiglia di una catena sul fiume Po per il controllo del traffico fluviale e l'inizio della costruzione di un castello vicino a Chioggia. Il 14 luglio 1336 Venezia si allea con Firenze, creando la Lega Antiscaligera, a cui si unisce anche Milano, Mantova, Ferrara e il principe Carlo di Boemia. Il doge Francesco Dandolo assume i fratelli condottieri Ronaldo, Marsilio e Pietro de Rossi. Quest'ultimo era stato cacciato dagli Estensi quando era signore di Parma. Viene scelto lui come comandante delle truppe della Lega. Il 22 novembre 1336 Pietro de Rossi distrugge il castello Scaligero vicino a Chioggia e 3 agosto 1337 gli si consegna a Padova, insorta grazie a Marsilio da Carrara, signore della città e zio dei fratelli condottieri. Alberto della Scala prova a riprendere la città, ma viene catturato e incarcerato a Venezia. L'8 ottobre 1337 Brescia e Bergamo si arrendono ai Visconti di Milano, e invece Feltre e Belluno a Carlo di Boemia. Pietro de Rossi muore nell'assedio di Monselice, difesa da Pietro dal Verme. Alla guida della Lega gli succede suo fratello Rolando, che muove verso Lucca. A quel punto la riva occidentale del Garda si ribella agli Scaligeri, chiedendo aiuto ai veneziani che mandano il loro rettore, Tommaso Gradenigo. Nell'aprile 1338 l'esercito della Lega sotto il comando di Rolando de Rossi, dopo distruzione e saccheggi, arriva alle porte di Verona. Massino della Scala chiede la pace, sottoscritta poi a Venezia il 24 gennaio 1339. Venezia ottiene Treviso, Padova riottiene i suoi territori e Bassano, Alberto della Scala viene liberato, ma gli Scaligeri devono abbandonare ogni progetto di espansione e rimangono signori solo di Verona e di Vicenza, fino al 1387, quando le due città vengono conquistate dai Visconti. Il Veneto sarà poi conquistato dai veneziani nel 1405, che lo governeranno per quasi 4 secoli.